Siamo in compagnia del presidente di AIS Veneto, Marco Aldegheri. Marco, hai appena terminato il tuo intervento di presentazione di questo grande evento che sarà il congresso che si terrà a novembre proprio qui a Verona. Un congresso che ha come focus proprio il ruolo del sommelier nel essere ambasciatore di un territorio. Ci diciamo sempre insomma, che oggi la comunicazione ha investito in modo molto forte anche il mondo delle sommelierie. Ragionare in temi di turismo ci aiuta, come dire, a trovare uno spazio di azione vero, concreto dove potersi spendere. Quindi una grande occasione, come dire, per aprire questa discussione in modo concreto e trovare, diciamo, degli elementi interessanti per guardare a quello che siamo e a quello che vorremmo diventare. Il presidente Magnito diceva che se ne è sempre parlato di questo ruolo del sommelier, però mai con una convinzione forte, e che il congresso di Verona sarà proprio, come dire, il punto di partenza per un nuovo, come dire, percorso della sommelieria. Beh, insomma, il Veneto ha una tradizione propositiva importante, insomma, ce lo ricordava qualche carissimo collega qualche giorno fa, insomma, è sempre stato un cantiere a tutti i livelli. Magari non siamo poi bravi, come dire, a chiudere questi laboratori, però sicuramente è un bacino di fermento continuo. E da questo punto di vista l'ambizione che ci portiamo dietro è anche questa, quindi una volta di più essere capaci di stimolare la discussione, quale che sia. A mio fianco il vicepresidente di AIS Veneto, Giovanni Geremia. Giovanni, proprio l'altro giorno si è conclusa il concorso regionale del miglior sommelier appunto del Veneto, e anche in quella prova c'è una prova, come dire, di presentazione del vino del territorio. C'è una prova di comunicazione importante in cui si doveva raccontare una cantina del nostro territorio. I sommelier da questo punto di vista sono dei rappresentanti di alto livello, quindi devono assolutamente entrare all'interno di quello che è il progetto del mondo enoturistico, e il nostro congresso, come diceva il nostro presidente Marco, tratterà esclusivamente su questo tema, in modo tale da mettere all'interno di questo contenitore la figura del sommelier centrale nel mondo del turismo enologico. Marco, casualmente abbiamo proprio qui il miglior sommelier del Veneto. È proprio un caso. Proprio un caso. Fresco di titolo. Ce lo presenti? Eccolo qua. Alessio Serafini, miglior sommelier del Veneto. Anche lui di Verona. Da pochissimi giorni l'abbiamo dotato a Verona, insomma, è un sommelier veneto, rappresenta l'idea di Veneto a tutti gli effetti, possiamo dirlo? Perché no? Insomma, le esperienze fatte lavorativamente in giro nel Veneto, nel Veronese, anche nel Vicentino, insomma, penso che mi faccia diventare un po' rappresentativo da questo punto di vista. Un po' più veneto, un po' meno provinciale, se vogliamo, quindi è un'evoluzione della specie, mettiamola così. Quindi in qualche modo il sommelier diventa una figura professionale a tutto tondo, non semplicemente un operatore di servizio, ma proprio in qualche modo centrale nella divulgazione di un vino e di un territorio. È un tema molto da addetti ai lavori, se vogliamo, ma se lo leggiamo nel corso della sua evoluzione nel tempo ci accorgiamo come in queste competizioni sempre di più il tema della comunicazione è centrale, e a questi ragazzi che si investono e spendono montagne di tempo, di impegno, di lavoro, di risorse per arrivare dove arrivano, oggi quello che è richiesto soprattutto è quello di saper raccontare il vino a un territorio, e quindi tutto questo oggi richiede delle competenze enormi, spesso interdisciplinari, e quindi la capacità poi di poterle spendere sul campo. Bene, rinnovando i complimenti ad Alessio, al presidente, al vicepresidente, direi di darci appuntamento al congresso che sarà a Verona, ripetiamo la data. Il 22, il 23 e il 24 novembre prossimo.